Gli assessori li nomina Stefani su indicazione che viene anche dai partiti, ma noi ci troveremo con Stefani, non avremo nessun problema nell'indicargli i migliori assessori per svolgere quei ruoli strategici che siamo sicuri che il Veneto avrà bisogno di avere. Sarà tra i nomi che le segreterie politiche metteranno sul tavolo che Alberto Stefani, se tra 2 settimane sarà eletto presidente del Veneto, dovrà scegliere per comporre la sua giunta. Pesa le parole del leader leghista Matteo Salvini e le interpreta a favore di Fratelli d'Italia, il coordinatore regionale dei meloniani Luca De Carlo, fermo sulle sue posizioni e per nulla intimidito dalle puntualizzazioni del vice premier. Salvini ha detto che nomina Stefani ed ha ragione, io ho fatto il sindaco tanti anni, so chi nomina gli assessori, io so di lì qual è il ruolo delle segreterie di partito, è quello di indicare le migliori persone su deleghe che già conosciamo. A Mestre, di fronte alla platea di Confartigianato, De Carlo aveva snocciolato l'elenco dei desiderata di Fratelli d'Italia. Da Belluno rincara e specifica. Tra i ruoli strategici da rivestire c'è anche l'assessorato alle infrastrutture, finora saldamente in mano leghista. Le deleghe degli assessorati sono chiare, noi ci occuperemo di infrastrutture, lo faremo assieme al presidente che abbiamo scelto, Alberto Stefani, ma Alberto Stefani sa di poter contare per quella delega su uomini e donne di Fratelli d'Italia pronti a risolvere i problemi della gente. Rischiamo di scadere nelle dinamiche da vecchia politica, gli ribatte, ospite a prima edizione, il leghista Alberto Villanova, che ribadisce la prerogativa del presidente scegliersi la sua squadra e alle pretese di De Carlo replica innanzitutto con una battuta. Ho sentito l'elenco che ha fatto l'amico De Carlo, mancava il barista e il portinaio, dopo si prendevano tutto il palazzo. Adesso sinceramente io credo che chi conosce un po' la politica sa che la giunta si fa in base a quelli che sono i risultati del Consiglio, in base ai numeri che dopo ci sono in Consiglio. Io ho ascoltato volentieri quelli che sono, diciamo, gli obiettivi di Fratelli d'Italia. Logico che dopo, se ci sarà dalle urne, uscirà un risultato un po' diverso, come credo, dalle europee e dalle politiche, allora sicuramente dopo qualcosa andrà rivisto e sarà il Presidente a fare la giunta. Quindi io direi concentriamoci sulla campagna elettorale, concentriamoci a portare a casa il risultato migliore possibile per la coalizione e per quello che ci riguarda per la Lega, e dopo, quando si vede chi è il primo partito, là si decide un po' come andare. Ma la questione dei posti in giunta secondo me è qualcosa che viene dopo. Prima andiamo a spiegare il programma ai veneti e concentriamoci sui bisogni dei veneti.